Benvenuti da Telaltabut, edizione di sabato ai 25 di gennaio del 2025 del nostro notiziario. Voi, come detto in tai passati dall'assessore Mirante, asci avviert il pass di Mondi Croce. La strada, asci pensa fin tra mai a metà di aprile, resterà avvierte non in tal fin settimane a senso unico alternato, con orari che verranno comunicati in tai prossimi giorni.
Grazie ai tecnici, buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere accogliervi a nome mio personale in qualità di responsabile della struttura territoriale ANAS Veneto e Friuli Venezia Giulia, neo insediato e quindi diciamo alla prima uscita. Rivolgo in particolare un cordiale benvenuto al Presidente Federica, al Governatore Kaiser, a tutte le autorità che sono intervenute e a voi qui per condividere con noi questo momento importante di riapertura al traffico di un vero e proprio cantiere in piena attività, che è quello che serve per dare la viabilità al passo Monte Croce Carnico. Non voglio ricordare il momento della frana di più di un anno fa, quando i primi sopralluoghi dei tecnici avevano dato prognosi preoccupanti, ma voglio invece ricordare subito il grande impegno di tutti per trovare una soluzione a un problema che non è solo di questa regione, ma anche della vicina Carinzia e anche nostro, insomma, come gestori della viabilità nazionale naturalmente, perché è proprio un tipico esempio quello di questa soluzione del Monte Croce Carnico, di come piuttosto che parlare di competenze bisogna parlare di sinergie per arrivare a un risultato. Qui l'impegno della Regione Friuli Venezia Giulia è stato fondamentale, ha cofinanziato come è noto il 50% di un intervento che ha visto ANAS realizzarlo, e qui voglio ringraziare anche i nostri tecnici, i tecnici della Regione. Nominarli tutti sarebbe importante, sarebbe lungo, ma voglio ricordare insomma l'ingegner Marcella, il nostro collega che segue Trieste, l'ingegner Di Marco, il direttore dei lavori, il dottor Mucchiutti che ha fatto i primi sopralluoghi, sempre sotto l'egida dell'assessorato regionale alle infrastrutture della Regione Friuli Venezia Giulia. Il cantiere è ancora in piena attività, durerà ancora qualche mese, naturalmente alla fine di queste settimane poi queste soggezioni alla viabilità che sono ancora qui oggi scompariranno e il lavoro proseguirà auspicabilmente con il minimo disagio per gli utenti, in modo da garantire nuovamente una mobilità transfrontaliera, di cui questa è la sede storica. Noi auspichiamo naturalmente che col concetto di sinergia si riesca a pensare a tutte le migliori soluzioni per la mobilità di questo angolo del nostro paese, in cui ANAS è sempre pronta a fare la sua parte. Io non toglierei tempo alla scaletta delle attività e cederei subito la parola al Presidente Federica. Penso che prima fosse... certo. Okay. Also einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Ich bedanke mich natürlich im Namen der ANAS als Vertreter hier von ANAS und als Leiter dieses Gebietes. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Anwesenden, beim Landeshauptmann Kaiser, natürlich beim Präsidenten der Region Friuli-Venetien, und ich bedanke mich natürlich bei allen Technikern und Ingenieuren, die heute hier anwesend sind. Ich möchte zunächst betonen, dass wir heute hier die Wiederbefahrbarkeit eines ganz wichtigen Abschnittes dieser Straße miterleben. Sie wissen, dass vor einem Jahr dieser Felssturz stattgefunden hat, und der schien anfänglich hoffnungslos. Dann haben wir aber an Lösungen zusammengearbeitet, und das haben wir zusammen mit Kärnten, das haben wir mit Friuli-Venetien getan, und wir haben wirklich sehr synergisch zusammengearbeitet. Friuli-Venetien hat hier 50% der Finanzmittel beigetragen, und deswegen muss ich mich natürlich bei den Technikern, bei allen bedanken, in der Region und auch außerhalb. Und ich möchte auch hervorheben, dass in den zukünftigen Monaten diese Baustelle natürlich weiter arbeiten wird. Wir müssen noch ein wenig Geduld haben. Sicherlich wird es immer weniger Schwierigkeiten bei der Befahrbarkeit geben, und die Mobilität in diesem Gebiet muss natürlich gefördert werden. Dank der Synergie, das betone ich noch einmal, Synergie, die es dazu beigetragen hat, dass wir endlich eine Lösung gefunden haben, und deswegen bedanke ich mich bei allen und im Namen von ANAS. Bravo. Ragazzi, prima di tutto devo iniziare ringraziando, per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, l'assessore Cristina Mirante, la dottoressa Uliana e tutta la direzione infrastrutture. Un ringraziamento poi particolare ad ANAS per il lavoro che ha svolto, sicuramente molto sfidante, e a tutto il personale ANAS ovviamente, e anche a tutte le ditte e le maestranze che hanno lavorato qui, perché oggi sentiamo una temperatura che
freddina, ma hanno lavorato in situazioni ben peggiori e oggettivamente con una condizione anche che si era venuta a creare su questo fronte molto delicata, sul quale si è riusciti a fare degli interventi. Basti pensare che prima di iniziare gli interventi si è dovuto abbattere tutta la parte franosa o a rischio frane, perché altrimenti non si potevano nemmeno iniziare i lavori, partendo dall'alto, quindi capite la complicanza di intervenire su un'infrastruttura di questo tipo. E un ulteriore ringraziamento devo farlo al Presidente Kaiser, all'Ente della Carinzia, perché devo dire che la costante collaborazione tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia ha permesso anche, mi auguro permetterà sempre di più, di raggiungere obiettivi sfidanti anche in tempi ragionevoli. Oggi siamo di fronte a una riapertura dentro un cantiere, questo dobbiamo ricordarlo, quindi per qualche mese sarà la possibilità di circolare e di passare questa strada senza alternato durante i fini settimana dalle 8 alle 17 soltanto per le autovetture. Ovviamente il nostro obiettivo è arrivare nella stagione più importante, ovvero quella estiva, con la piena operatività di questo collegamento, che è fondamentale per le nostre comunità. La frana che ha coinvolto questa arteria importante ha condizionato in modo molto pesante le comunità del Friuli Venezia Giulia e della Carinzia, e per questo abbiamo fatto di tutto, e per questo anche le risorse importanti messe a disposizione di Regione Friuli Venezia Giulia, oltre a quelle nazionali in disponibilità di ANAS, sono dovute andare proprio nella direzione di agevolare al massimo le tempistiche. Concludo solo dicendo una cosa: noi proseguiremo ovviamente in una forte interlocuzione con la Carinzia per cercare di far sì di proteggere questo collegamento che lo riteniamo fondamentale, capendo quindi quali sono le soluzioni migliori per poterlo fare. Su questo Regione Friuli Venezia Giulia è assolutamente a disposizione, ma la riapertura del passo sicuramente rappresenta un punto importante per continuare questa connettività naturale che c'è tra Austria e Friuli Venezia Giulia, dove le popolazioni vivono anche quotidianamente da una parte e dall'altra del confine. Chiudere la possibilità di passare da una parte all'altra vuol dire chiudere una parte di vita quotidiana dei cittadini, e magari chi vive lontano da queste terre non se ne rende conto, ma chi invece le vive ne ha piena coscienza, e per questo dico l'impatto che ha avuto questa frana, e per questi ringraziamenti concludo ringraziando nuovamente, perché le tempistiche sono state veramente molto celeri su dei lavori veramente difficilissimi da portare avanti, quindi grazie mille. Vielen Dank. Ich bedanke mich natürlich bei unserer Landesrätin Amirante. Ich bedanke mich bei Juliane. Ich bedanke mich natürlich bei ANAS und bei der ganzen Bevölkerung, die so geduldig war. Es ist heute sehr kalt. Es war auch sehr kalt in den vergangenen Wochen, Monaten, in denen unsere Arbeiter sehr streng sich eingesetzt haben und tags und sogar nachts gearbeitet haben. Und das haben sie, wie gesagt, in schwierigen Zeiten gemacht und auch mit einem relativ schwierigen Wetter. Was wir am Anfang gemacht haben, war grundsätzlich das Gestein zu entfernen und abzutrennen, das eben gefährlich war, das eben stürzen konnte, und von daher haben wir uns anfänglich mit schwierigen Arbeiten auseinandersetzen müssen, und erst dann haben die regelrechten Bauarbeiten auch begonnen. Ich bedanke mich natürlich auch beim Landeshauptmann Kaiser für die stetige Zusammenarbeit, die das Land Kärnten gewährleistet hat in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Monaten und Wochen, und deswegen, dass wir uns alle stark eingesetzt haben, um dieses Problem zu lösen. In den nächsten Monaten wird es zu einer Befahrbarkeit kommen. Es wird Einbahnführung sein, begrenzte Einbahnführung mit einer Ampelregelung, und wir hoffen, dass es im Sommer endlich zu einer vollständigen Befahrbarkeit kommen kann. Ich bedanke mich auch deswegen, weil, wie gesagt, die Schwierigkeiten sehr groß waren, und wir mussten uns natürlich auch in schwierigen Zeiten, in schwierigen Momenten mit dem Problem auseinandersetzen. Die Zusammenarbeit mit Kärnten war wirklich hervorragend. Auch Frau Lischwenizin hat natürlich seinen Beitrag geleistet, denn das Wiederbeleben dieses Passes ist von großer Bedeutung. Es ist eine wichtige Verbindung zwischen Österreich und Frau Lischwenizin, zwischen unseren Bevölkerungen, unseren Bürgern. Diesen Pass zu schließen bedeutet auch teilweise das Leben der Bürger beiseite zu legen und auch sein Leben einzuschränken. Und deswegen bin ich dessen froh, dass wir es geschafft haben, auch in relativ kurzer Zeit den Pass zumindest jetzt teilweise zu öffnen.
signor Presidente, signora Assessora, sehr geehrter Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, cari gentili ospiti. Ich freue mich, dass wir heute hier gemeinsam diesen wichtigen Akt der teilweisen Verkehrsfreigabe zustande bringen. Ich möchte mich vorweg bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, bei ANAS, bei den politischen Verantwortungsträgerinnen und Trägern, bei der Kärntner Seite um meinen Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und sein Team. Es hat gezeigt, dass grenzüberschreitende Kooperation kein leeres Wort, sondern auch gelebtes Miteinander und gelebtes Miteinander im Tun umfasst hat. Ich weiß, wie schwierig es war für die Bevölkerung auf beiden Seiten unserer Regionen, diese Unterbrechung einer Lebensader auszuhalten. Umso wichtiger ist es, dass wir auch gestärkt durch diese Verbundenheit heute einen ersten Schritt in eine Richtung, die sich viele erhofft haben, gemeinsam zelebrieren. Ich denke, dass auch dies gemeinsame Bemühen, im Sommer eine durchgängige Befahrung wiederherzustellen, von Erfolg gekrönt sein wird dann, wenn wir auch weiterhin so gut kooperieren. Mittel- und langfristig werden wir eine nachhaltige Lösung benötigen. Von Kärntner Seite her werden wir alles tun, um dazu auch beizutragen. Und ich glaube, dass auch dieser heutige Tag in Richtung der Bevölkerung in beiden Regionen einer ist, der zeigt, dass wir miteinander in einem gemeinsamen Europa als gute Nachbarn sehr vieles schaffen können. Danke allen, die dazu beigetragen haben. Es ist ein guter Tag für Friaul Julisch Venetien. Es ist ein guter Tag für Kärnten, ein guter Tag für die Menschen in unseren Ländern. Signor Presidente del Friuli Venezia Giulia, caro Vicepresidente della Carinzia, naturalmente Assessore Ammirante, cari ospiti, cari tutti. Sono particolarmente lieto della giornata odierna che permetterà una viabilità, un accesso, quindi una nuova riapertura almeno parziale alle nostre popolazioni. Voglio ringraziare ANAS, voglio ringraziare tutti i responsabili decisionali, voglio ringraziare soprattutto anche, lo ripeto, forse in questo mi ripeto, il vicepresidente della Carinzia e tutto il suo team. La cooperazione transfrontaliera in questa circostanza si è dimostrata essere una cooperazione non vuota, non costituita da mere parole, bensì da azioni, da fatti reali. So perfettamente che la chiusura di un'arteria come questa rappresenta un grosso problema, una grossa difficoltà per le popolazioni e quindi il fatto che si possa giungere ad una riapertura in questo momento rappresenta molto. Devo dire che se la collaborazione esiste, questa collaborazione riuscirà a garantire una riapertura forse completa proprio in estate. In questo senso la Carinzia, proprio nell'ottica di questa cooperazione, intende dare il proprio contributo. La giornata odierna dimostra che insieme, in un'Europa unita, riusciamo ad essere in qualità di buoni vicini e importanti collaboratori e riusciamo a dare molto, a dimostrarlo alle nostre popolazioni. Di conseguenza voglio nuovamente ringraziare tutti, questa è una giornata importante per la Carinzia, per il Friuli Venezia Giulia e per le nostre popolazioni. Ringrazio il Presidente Federica per le parole che ha voluto usare nei miei confronti di tutta la direzione e che ovviamente ringrazio anch'io. Il mio ringraziamento al collega Gruber con cui abbiamo lavorato in quest'anno veramente in maniera molto sinergica e l'importanza di questo collegamento è messa in evidenza dalla partecipazione di tanti sindaci, di tanti amministratori, dei consiglieri regionali, ma anche di tante persone che ci hanno seguito da tutte e due le parti, sia della Carinzia che del Friuli Venezia Giulia, che hanno partecipato a tutta la fase sia di ricostruzione della strada, e quindi veramente i complimenti a ANAS, perché inizialmente pensavamo non si potesse davvero ricostruire questa strada,
ma che poi hanno voluto dare il loro contributo su quelle che sono le ipotesi progettuali che sono state sviluppate in questi mesi proprio per dare una risposta, come si dice, definitiva a una viabilità che nella sua assenza quest'anno ha dimostrato la sua grande importanza. Io non mi soffermerò sugli aspetti tecnici, ci saranno i tecnici che ringrazio tutti, sono tantissimi, sono presenti in ognuno dei loro ruoli, da quelli che hanno iniziato proprio a studiare il fenomeno della frana fino a chi ha eseguito materialmente l'intervento, ma abbiamo voluto portare le foto un po' di quello che è stata la storia di questo cantiere fino ad oggi, che parla forse molto più delle parole stesse. E quindi lascerò dopo gli interventi istituzionali a loro e ad ANAS l'intervento di raccontare quali sono state le fasi di cantiere, per cui grazie ancora a tutti e l'auspicio ovviamente è quello di vederci presto insieme per continuare il lavoro che stiamo facendo assieme. Herr Vertreter, für die wunderschönen Worte, die Sie mir gewidmet haben und meinem ganzen Team. Ich bedanke mich natürlich auch bei Herrn Gruber für die wunderschöne Zusammenarbeit, für diese Synergie und natürlich bei allen Kollegen. Die Bedeutung dieser Verbindung, dieser Straße wurde betont, wurde mehrmals gezeigt, vor allem auch dadurch, dass so viele Landräte, so viele Verwalter, die ganze Bevölkerung ANAS hier natürlich eine so wichtige Rolle gespielt hat. Bei ANAS möchte ich mich ganz besonders bedanken. Und wir schaffen es heute, die Befahrbarkeit teilweise zu öffnen. Und wie gesagt, das bedeutet noch einmal, dass diese Verbindung absolut erforderlich ist. Ich bedanke mich bei allen Technikern, bei allen Ingenieuren, denn sie haben sich von Anfang an mit diesem ganzen Gebiet auseinandergesetzt, mit der Geschichte dieses Felssturzes. Und ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, Sie haben hier Fotos, die genau zeigen, was passiert ist und welche Arbeiten auch durchgeführt worden sind. Und danach wird auch unser Techniker von ANAS besser erklären, wie das Ganze, wie die Arbeiten auch durchgeführt worden sind. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzter Präsident, lieber Herr Landeshauptmann, liebe Kollegin Amirante, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist, glaube ich, ein freudiger Tag, wenn eine Straße wieder aufgeht, wo eine Verbindung zwischen zwei Regionen wieder befahrbar wird. Denn solche Verbindungen, solche Straßen, solche grundlegenden Infrastrukturen sind auch Grundlagen für ein Miteinander, sind Grundlage dafür, dass Wirtschaft funktioniert, Wertschöpfungskreisläufe in Gang gesetzt werden und dass man wieder einen Schritt Richtung Normalität zurück macht. Und deshalb darf ich mich auch an dieser Stelle herzlich bedanken. Erstens für die gute Zusammenarbeit, vor allem bei Kollegin Christina Amirante und dem gesamten Team, auch bei den Regionen und bei meinen Mitarbeitern, denn es war ein gewaltiges, was es da galt zu lösen. Ein Fels, der in Bewegung ist, geologisch herausforderndes Gebiet. Und ich weiß es selbst aus Tätigkeiten der Hangsicherung, wie schwierig es sich dann oftmals auch gestaltet, da die richtigen Maßnahmen zu setzen und wie lange sich das auch fortsetzt. Aber deshalb auch der Dank umso größer an alle, die mitgearbeitet haben, von der ANAS beginnend mit den bauausführenden Firmen, die über die Weihnachten auch jeden Tag durchgearbeitet haben, um diesen in einen Schritt Richtung Normalität zu schaffen. Und dort setzen wir heute auch, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt mit der teilweisen Befahrbarkeit Richtung Sommer, dann auch die vollkommene Öffnung. Ich glaube auch, dass es trotz dieser Herausforderungen etwas Positives gehabt hat. Nämlich in dieser herausfordernden Zeit für beide Seiten der Grenze hat Kärnten und hat die Region Friaul-Jülich-Venetien Schritte aufeinander zugemacht und auch diese Zusammenarbeit hat sich eigentlich durch eine Katastrophe in etwas ganz Positives entwickelt und dafür darf ich mich herzlich bedanken. Danke auch dafür, dass auf beiden Seiten so viel Geduld vorgeherrscht hat, ob dieser herausfordernden Situation. Und ich bin auch ganz stolz, dass unsere Mitarbeiter, die Juliana Magda und Volker Bittmann, gemeinsam mit den Teams im Hintergrund und internationalen Planungsbüros auch die Zukunft gemeinsam mit Christina Amirante und mir im Blick haben und auch Varianten ausgearbeitet worden sind, wie man auch zukünftig mit diesem Pass, mit dem Blöckenpass, mit dieser Verbindung auch umgeht.
Und das wird dann Grundlage sein für weitere Entscheidungen und auch ein Versprechen kann ich geben, wir werden auch weiterhin gemeinsam in Wien und Rom und in unseren beiden Regionen für eine zukünftige und auch sichere Lösung kämpfen. Dankeschön nochmal für den Einsatz und ich glaube, für beide Seiten der Grenze ist es heute ein Freudentag und mögen wir auf diesen freudigen Tag aufbauen und die Beziehungen noch intensivieren. Herzlichen Dank und alles Gute. Buongiorno a tutti e vorrei ringraziare naturalmente tutti i presenti, vorrei ringraziare il Presidente Fedriga, l'assessore Amirante, il Presidente della Carinzia e naturalmente tutti i miei colleghi e tutti coloro che hanno lavorato insieme a me. La giornata di oggi è una giornata bellissima, una giornata di riapertura di questa strada, un collegamento fondamentale, un'infrastruttura decisiva e soprattutto rappresenta la base per la ripresa economica, per la ripresa della vita e il ritorno anche alla normalità. Soprattutto si tratta di un progetto che è stato difficile, quindi vorrei ringraziare naturalmente anche i miei colleghi personali, quelli che hanno lavorato a stretto contatto con me. Sappiamo benissimo che la caduta di un masso di questo genere insomma, è un evento devastante e la prima importante cosa da fare era stata quella di garantire la sicurezza del versante. Si tratta di un lavoro che ha richiesto grande fatica. E naturalmente sappiamo che tutti si sono impegnati strenuamente, lo hanno fatto soprattutto anche durante le vacanze natalizie, tutti gli operai hanno lavorato quotidianamente e costantemente. Credo che questo punto sia un punto importante per noi tutti perché questa collaborazione fra la Carinzia e il Friuli Venezia Giulia dimostra come nonostante ci sia stata sempre maggiore sinergia e sempre maggiore impegno, da una catastrofe è nato qualcosa di veramente positivo. Quindi voglio ringraziare tutti anche per la pazienza, ringrazio anche il fatto che si possa in futuro continuare a lavorare sempre insieme negli stessi contesti e con le stesse persone che ci hanno seguito e quindi il fatto insomma, che in futuro si possa prendere delle decisioni importanti anche alla luce delle varianti che sono state esaminate. Lo faremo naturalmente a Vienna, lo faremo naturalmente a Roma e lotteremo tutti per la soluzione migliore che possa riguardare tutti noi. Quindi oggi è una giornata bella, una giornata di gioia nella quale finalmente si riapre il transito di questo passo importante. Più mazzolini ogni giorno. Buongiorno a tutti, benvenuti e volevo come direttore dei lavori volevo ringraziare anzitutto il Presidente Fedriga, l'assessore Amirante, il Governatore Kaiser, il Vicegovernatore Gruber per essere voluti venire qui oggi a constatare di persona il grosso lavoro e la fatica che tutte le maestranze e tutti i tecnici stanno facendo per ripristinare questo collegamento così di vitale importanza per le comunità sia italiana che austriaca. Non mi voglio dilungare, quindi passo a descrivere un attimo quello che è stato la storia di questa, purtroppo, di questa vicenda, che non è stata una tragedia solo per il fatto che grazie al cielo quando c'è stata la frana il 2 dicembre del 2023 non ci sono state, non dobbiamo dimenticare, non ci sono state vittime e infortuni, e questa è stata la cosa più importante. Allora, il 2 dicembre si è staccato questa porzione di montagna del Palpiccolo, una montagna chiamata Palpiccolo, da cui si è staccato questo fronte roccioso che ha movimentato circa 25.000 metri cubi di materiale roccioso. Questa frana, potete vedere, ha colpito la strada della SS 52 bis proprio nel tratto dove la strada fa una serie di tornanti posti uno sopra l'altro, danneggiando una galleria paramassi che potete vedere e un tratto di strada compreso tra il 10° e il 12° tornante per circa 1 chilometro, distruggendo il rilevato, muri di sostegno, guardrail, cordonate e un po' appunto tutto questo tratto, interrompendo completamente la circolazione. A questo punto ANAS ha attivato subito, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, ha attivato la fase di progettazione che è stata approvata anche appunto grazie alla collaborazione con i servizi regionali nel mese di aprile.
Il progetto è stato diviso in due stralci. Il primo stralcio prevedeva anzitutto la messa in sicurezza del versante della montagna con il disgaggio della montagna, anche con l'utilizzo di mezzi meccanici ed esplosivi, e la successiva installazione di una rete di monitoraggio per il controllo del versante e il montaggio di barriere paramassi da 11.000 kJ di energia, che sono le barriere paramassi più grosse messe mai in esercizio in Italia e ci risulta anche in Europa. Il secondo stralcio invece prevedeva appunto la ricostruzione di tutti i danni causati dalla frana sulla galleria paramassi, sui muri e sulle opere che ho descritto prima. Chiaramente il secondo stralcio non poteva iniziare prima del completamento del primo stralcio. Il primo stralcio è stato iniziato da ANAS già dal mese di maggio, attingendo a dei precontratti, a degli accordi quadro che ANAS ha stipulato in precedenza proprio per poter evitare le lungaggini delle gare d'appalto. Avevamo dei precontratti già stipulati. Quindi il primo stralcio è iniziato nel mese di maggio ed è stato completato alla fine del mese di novembre. Non so se l'interprete intanto vuole. Ja, herzlichen Dank natürlich. Vielen Dank, Herr Fedriga, vielen Dank, Frau Almirante, vielen Dank, Herr Landeshauptmann Kaiser und Herr Fedriga. Zunächst einmal sind wir heute hier, um festzustellen, was für Bauarbeiten durchgeführt worden sind. Wichtige Bauarbeiten zur Wiedereröffnung, teilweise Wiedereröffnung dieser wichtigen Verbindungsstraße zwischen Italien und Österreich. Sie kennen natürlich alle die Geschichte dieses Felssturzes. Es war ein schwerwiegender Felsturz, glücklicherweise gab es aber keine Opfer. Der Felssturz fand am 2. Dezember 2023 statt. Ein Teil des kleinen Pals hat sich getrennt, des Pal Piccolo, und wir wissen, dass 25.000 Kubikmeter Material runtergefallen ist. Und dabei wurde die Staatsstraße 52 bis betroffen, und zwar dort, wo sich die Kehren befanden. Was wurde hier beschädigt? Es wurden Tunnels beschädigt, es wurden künstliche Tunnels beschädigt und das Ganze betraf ungefähr 1 Kilometer. Die Guardrails und auch alle Barrieren, alle Schutzbarrieren wurden auch zerstört mit diesem Felssturz. ANAS hat in Zusammenarbeit mit der Region Fralisch-Venetien sich sofort eingesetzt, um Projekte zu entwickeln und hier die Bauarbeiten durchzuführen. Die ganzen Bauarbeiten wurden in 2 Phasen unterteilt. Bei der ersten Phase hat man grundsätzlich versucht, das Gestein zu sichern durch Hangsicherungsmaßnahmen, durch das Abtrennen auch der isolierten Felsen, die noch rutschen konnten, die noch fallen konnten. Das ist durch mechanische Mittel erfolgt, es wurde durch mechanische Mittel, durch Maschinen auch durchgeführt und durch Sprengstoffe. Danach wurden auch Barrieren eingesetzt. Das waren grundsätzlich Steinschlagbarrieren mit einer Auffangenergie von 11.000 Kilojoules. Das sind überhaupt die wichtigsten Auffangbarrieren, die es gibt, die leistungsfähigsten. Und in Italien sind wir die Ersten, die das derzeit eben eingesetzt haben. Und danach wurde eine zweite Phase eingeleitet. Die zweite Phase konnte aber noch nach Abschluss der ersten Phase erfolgen. Glücklicherweise hatte ANAS Vorverträge, die abgefasst wurden und die es ermöglicht haben, mit der zweiten Phase auch die natürlich ermöglichen können, dass die zweite Phase auch beginnt. Und das Ganze fand zwischen Mai und Ende November statt.
Ecco, alla fine appunto, del montaggio delle barriere paramassi abbiamo cominciato i lavori del secondo stralcio che grazie anche ad alcuni apprestamenti provvisionali siamo riusciti ad anticipare di un paio di mesi e quindi dal mese di fine settembre abbiamo cominciato la ricostruzione di tutti i danni causati dalla frana e ad oggi abbiamo ricostruito tutti i muri di sostegno danneggiati, tutte le cordonate, sono stati realizzati circa 600 micropali proprio per il sostegno di queste opere d'arte danneggiate e abbiamo potuto così ripristinare, anche se a sezione parziale, la viabilità che adesso ripercorreremo tutti insieme e che potremo andare a vedere. Il cantiere, come dicevano prima le istituzioni, durerà ancora alcuni mesi, però pian pianino, gradualmente potremo cominciare a riaprire da oggi. Non mi dilungo perché so che i tempi sono molto stretti e vi ringrazio. Um das Ganze kurz zu fassen, es wurden dann nachher Steinschlagbarrieren installiert und erst nach der Ende dieser ersten Phase konnte auch die zweite beginnen. Das heißt also, dass wir grundsätzlich gegen Ende September mit dem Wiederaufbau der Schäden grundsätzlich begonnen haben. Also wir haben versucht, diese Schäden zu beheben. Wir haben fast 600 Mikropfähle installiert und endlich konnten wir dann auch die Befahrbarkeit gewährleisten. Das erfolgt natürlich schrittweise und das wird höchstwahrscheinlich gegen Frühling dann auch erfolgen, dass wir endlich auch alle Einschränkungen beseitigen.
Laura Plotzner in Neares di Sudri a conosci il scior Gilberto Segrado, artista dal veri, che lo sconte c'è mucasci avvicinata a queste passioni. La rosa prepara i primi tocchi, no? Queste sono le sfose che vanno sotto la rosa. Lo prepari la sposa, in genere fatto la sposa per fare una rosetta così circa. È tutto chiaro, no? Ma c'è che prendi e fare una roba, tu la fai con chiaro, no? Tu pensi ci vuoi fare e dopo tutti i mezzi che tu lo fai. Non faccio i petali. Fa una rosetta normale, sì. Bilanciate vuole un 7 petali di diverse misure per farle in proporzione, no? Manca si schiada, scoincerà se non mi gotta più, no? Che sveri sa chi mi udanga, o mia, io in Umbria, che lui lavorava tutto da che faceva in provetta, se faceva in roba di laboratori, allora là c'è tanto veri, saventi, quando voglio mi empla la macchina di veri, mi dice che va, fai alza, no, tu piaci
tu piace la manga, mi dice. 2, 4, 6, sentiamo. E dopo tappino. No, per rifare così. Perché così. 2, 4, 6, e un 7 per il forchestro. Vou partir, por mim este andar um tic, e vou partir de penso che oggi mi è venuta questa passione facendo un giro in Boemia. Ho veduto in un capannone che era una fila di bancots, erano femmine che sofflavano il velo. E da lì mi è venuta e detto a me questo è il nostro lavoro. Lui mi chiama e mi fa Gil, ma sei matto? Allora io sono tornato a casa, che stavo io in Umbria, e sei lato l'indomani c'è la sua Murano. A Murano chialava i denti per il balcone, passando. Mio Devin che chialava i denti mi disturbava la fiamma. Poi, che cazzo neri. Allora, c'è andato in un bar e ha veduto un vecchiotto, un cantone, e gli ha detto, nonno, come mai io? Anche così tu chialas e ti scieren da mose la fiamma. Ma sei gelosi, dice, no? Vabbè, ma mica un robo il mestiere. Se è così e via, no? E questa è la Rosellina. Vou fazendo duas quinas. Allora inizia a fare la caporevela iodi, no? Allora sei andata lì, che aveva appena fatto la Biennale Vignese, dopo Scrodi, aveva dal mese da chiesa, da stanze, una figura di Michelangelo, con Nicolati tutto intorno, e detto io ci facevo venuto a fare che già non imparerai mai a fare nulla. Allora dopo la serata che era a casa, io stavo in Giacino e mi vocevo, signore, dove va? Ha bisogno di qualcosa. Allora io se la via e domandavo, ma chi è che fa ste robe? Mio figlio mi fa, no? Ma si può parlare sì, con lui, visto che lui ci sharing a quenti, si plati. E se l'attende un momento, dice che arriva, che finisce un lavoro, eccola qua.
posto nell'85. Allora ho preso questo libro scritto da un americano, però e adesso come faccio? È tutto scritto in inglese e io l'inglese non lo sapevo. Sfogliandolo un po' ho visto le figure dove c'era una fiamma che puntava, una bacchetta di vetro dove puntava si piegava. Allora bisogna far così, è lì che è il punto debole, via. Boom. Sono andato, ho preso le bombole, che una volta era la bombola dell'ossigeno e del gas, qui invece è questa lo fa dall'aria l'ossigeno, no? È una bombola di gas. E mi sono messo, ho preso in affitto 22 metri quadri sulla via principale che porta alla piazza ad Assisi, e mi sono messo lì giorno e notte col libro a vedere le figure, provare. Allora passava la gente, mi chiedeva, mi vedeva fare una cosa e mi fai così, mi fai colà. Io gli dicevo prova a passare più tardi. Dopo passavano, magari qualche volta riuscivo a fare qualcosa, qualche volta facevo meno bene, insomma, andando avanti così, poi ho mollato il posto lì e mi sono messo a fare i mercatini e giravo in tutti i paesini quando c'erano quelle feste così, facevo le cose così. Questa è la mia storia. Sì, perché poi io ero un perito agrario, ero andato a lavorare nel tabacco in Umbria. Poi mi ero stufato però, sono 50 persone su campi da dirigere, da avere la responsabilità, mi ero un po' stufato. E allora mi sono messo a fare sto lavoro e via. Il più bel lavoro che ci sia per me, perché giravo dappertutto, conoscevo gente da ogni parte, Umbria, Marche, Abruzzo, dappertutto, Puglia, Sardegna, sono stato dappertutto, Toscana, Umbria, Marche, è bello, no? In Boemia ero andato via che il mio amico conosceva una ragazza là e mi ha detto andiamo via che andiamo a trovare sta ragazza là. E io ho detto ma andiamo, dico no. E allora abbiamo visto queste che soffiavano, poi siamo andati in un altro posto, c'era un'esposizione di questi vetri, anche lì sono molto bravi, anzi non so se sono ancora prima di quelli di Assisi, io, come lampadari e via, bravissimi. E così mi è venuto subito, io ho sentito come un cosa. Dopo un paio d'anni che ero lì sotto Assisi, in un paesino che facevo un mercatino così, passa il mio amico, mi ha visto lì e si è messo a piangere. Io non credevo, dici, che tu ti mettessi a fare sto lavoro. Hai visto, dico, il nostro viaggio cosa è servito. No, è stato bello veramente. Sì, sì.
Attaccaran in tei prossimi dies i lavori per rindi più modernos gli uffizi da spuestes di Sudri ed in Pec, che scereran per un periodo. Da mercus 29 la in di Sudri ascognerà là in tal'uffizi di Ciurciuvint, che alvorà un sportel vier di pueste per loro, il marters e gli oibe da svotte 20 all'1.45 e il sabile fin tra mai a miesdì 45. La Indi d'Impec investi tappoderà là in tal'uffizi di Medis, viert lunis, miercus e viner da svotte 20 all'1.45. A son viertes las candidatures per servizi civil, las posizioni a disposizione in Tiarni a son indut di Genuve. I progetti attaccheranno in tal mese di mai e dureranno 12 mesi, con un impegno di 25 ore a settimana, distribuite su 5 dies. L'assegno sarà di 507,30 euro. I giovani dei 18 ai 28 anni potranno iscriversi dentro da SDOSDI dopo di miesdì dal 18 di febbraio a nome un progetto lanciato sul sito dedicato. E passiamo a sport perché Martina Di Centa dopo passe 10 mesi torna in Coppa del Mondo. La giovane paluciana di 24 anni a essere operata per un'ernia in taschena in tal mese di settembre e in che dies dal 24 al 26 è finalmente ritornata a rappresentare il fondo italiano in Tesgares in Svizzera. Dopo un lustro il Friuli al torna avei un pugile in tai professionisti. All'estate proprio il giovane Paola Ring Marco Sollero, classe 1997, ha comunicato su i social. Lo sto facendo veramente, ha scritto il giovane. Questo era un sumo. Dopo aver vinto 3 medaglie d'argento e una di bronzo ai campionati italiani assoluti, i vus visi dall'inizio di un nuovo capitolo da mia vita e presto i debutterai da pugile professionista. E passiamo agli appuntamenti. Lunedì 27, giornata delle memorie, in tal cinema di Tomiec a Svotte Miege, proiezione dal film Anne Frank, Vite parallele. Ingresso Sore Nue. Sabato 1 di febbraio, in Tessale Cesfan di Paluce, a 5, serate informative sul Parkinson, col miedi Bernardini Andrea, neurologo in tall'ospedale di Udine. E alle tutte per questa edizione dal nostro notiziari, noi come sempre prima di lasciarnos, i facendo dos ridades con Romeo Patatti. Grazie come sempre per essere stati con noi e non state a dismentare che dell'altobut al ben prima di tutto. Mandi mandi! Chiarniel, vestito da Montanaro, ottantenne, che al partis di domenie di Reta Udin, nella capitale, a Chiatà Sofia, che è maridata io parla. Al monte sul treno a stazione di Chiarnie e si sente donne biele bionde in minigonna. E non c'è una quarta che la bottega vierte. Queste fantate un tic imbarazzate, chiale di qua, chiale di là, non sa se mut visalu di questo inconveniente. Arrivando bel planut col treno a Glemone, queste giovanute chiapponti di coraggio, che scusi, no, che mi dici, Benedette, guardi che c'ha l'ufficio aperto. Io, signorina, che mi scusi, non mi segna quarto. Chiudo subito, tac, tira su la cerniera, il vecchio, dopo un po', signorine, sì, dice, tutte gentili, io che io do denti dall'ufficio, sì, dice. L'impiegato, eri all'impis o ponette.